Mentre negli Stati Uniti d'America, con la vittoria di Donald Trump, molto probabilmente verrà nominato Robert Kennedy Jr. in un ruolo molto importante nell'amministrazione trumpiana, in Italia si discute della possibile nomina di Matteo Bassetti a super manager della sanità nella regione Liguria, guidata dal neopresidente Marco Bucci di centrodestra. Questa è la realtà e la situazione del nostro paese a confronto con quella degli Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda Robert Kennedy Jr., molto probabilmente non sarà il ministro della salute, cioè non ricoprirà l'incarico al Dipartimento della Salute come alcuni avevano paventato, ma molto probabilmente Robert Kennedy Jr. ricoprirà il ruolo di zar come viene definito negli Stati Uniti d'America, cioè una sorta di supervisore generale con possibilità di riformare alcuni enti pubblici fondamentali nell'aspetto della sanità come l'FDA, la Food and Drug Administration, i CDC, Center for Disease Control, e l'NHI, cioè l'Istituto Nazionale per la Salute, che per tanti anni è stato guidato da Anthony Fauci, il principale responsabile della mala gestione della cosiddetta pandemia da Covid-19, un vero e proprio RAS nella sanità americana, avendola gestita per tantissimi anni, e proprio Robert Kennedy Jr. è stato uno dei principali nemici di Anthony Fauci con il libro L'inchiesta e denuncia nei confronti dei conflitti di interesse di quest'uomo. Capolinea è l'ultima fermata della Libera Informazione.